E questa è la conferenza stampa di presentazione della nuova lista Italia Attiva che sottolineo non è una lista civica ma è un movimento politico vero e proprio. Io direi di lasciare subito la parola a Zanetti per la presentazione del movimento e poi a Mauro Bellotto che è il capolista della lista che vi parlerà poi di questa lista. Bene, ringrazio tutti quanti di essere intervenuti a questa giornata, siamo diciamo in pochi, però visto che è un nuovo movimento direi che siamo già in abbastanza. Pochi ma buoni, bravissimo. Noi siamo nati in Piemonte circa un anno fa, siamo tutti fino a poco tempo fa fuoriusciti dell'Italia dei Valori, perché io ero segretario d'Italia dei Valori di Treviso. Come sapete nell'Italia dei Valori c'è un po' di baretta, c'è un po' di casino da parecchio tempo da questa parte e allora ci sta succedendo si sta avendo questo problema, diciamo. Abbiamo pensato di fare un partito, di creare un partito e di posizionarci al centro-destra, diciamo. Questo partito è nato in Piemonte, io ho dato il mio consenso circa 5-6 mesi fa, 6 mesi in settembre, e abbiamo cominciato a lavorare anche in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, in tutte le regioni insomma. Siamo riusciti qui a Portoguaro con tanta fatica a creare una lista in appoggio del candidato sindaco Tabaro. Il mio segretario di Portoguaro, con l'aiuto del segretario di Udine, perché siamo un partito nuovo, un movimento nuovo, cioè non abbiamo le conoscenze o le persone diciamo che ci sta vicino, abbiamo dovuto creare tutto e cominciare tutto dall'inizio, diciamo. Noi soprattutto puntiamo, come vedete poi dal simbolo che abbiamo messo, una rondine porta il cambiamento in politica. Noi crediamo che la politica si debba fare con gente nuova, ne siamo pienamente convinti e qui a Portoguaro presentiamo una lista di tutti i giovani, tantissimi giovani sotto i 30 anni, mi sembra che ce ne siano parecchi. Crediamo e puntiamo sui giovani perché crediamo che sia arrivato il momento di fare una svolta, di portare la politica, di portarla verso la gente comune e portare i giovani che non credono più nella politica, portare i giovani a fare politica. Bene, Mauro sì. Sì, io sono il capolista qui a Portoguaro e sono ben contento di rappresentare questa lista, perché come diceva Zanetti è una lista piena di giovani sotto i 30 anni, dai 25-30 anni, e poi gente che non ha mai fatto politica. E quindi ho visto anche, ho constatato una cosa significativa, che questi giovani sono favorevoli a appoggiare Tabaro Angelo come candidato sindaco e Tabaro Angelo negli incontri ha sempre parlato benissimo della partecipazione dei giovani alla vita politica locale. Quindi sono ben contento di presentare questa lista e speriamo un buon futuro. Certo. Questa, allora, magari adesso la lista diciamo completa verrà presentata qua la prossima settimana quando anche faremo la foto di gruppo. Quello che però è importante è far capire che attorno alla candidatura mia di Angelo Tabaro si è costruito un movimento veramente articolato di centrodestra ma fortemente caratterizzato da uno spessore politico. Noi crediamo che ai giovani dobbiamo dare la capacità, gli strumenti per imparare a essere nelle istituzioni politiche e capire che la politica non è una cosa estemporanea, non è una cosa personalistica, ma è fatta soprattutto di relazioni, di prestigio, di fiducia reciproca, direi proprio di capacità di creare squadre. Ecco, io credo che Portoguaro abbia bisogno di un cambiamento, soprattutto nel modo di fare politica. Non più una politica costruita attorno a una persona, attorno a uno che fa e disfa, che decide per tutti, ma una squadra in cui uno sia veramente il primus inter pares, sia il primo tra tanti diciamo che contano come lui e che veramente mettono assieme il pensiero, l'esperienza, le professionalità diverse per affrontare i problemi di una società che sono proprio complessi. Per cui non credo esista una persona capace di risolvere o di affrontare tutti i problemi.
deve veramente saper costruire una bella squadra, avere delle belle collaborazioni, e i giovani devo dire che in questo caso veramente rappresentano il futuro. Questi 5 anni di amministrazione nuova a Portogruaro noi li useremo per fare veramente una scuola di amministrazione, cioè permettere ai giovani di entrare e capire il bello, il brutto, ma soprattutto le potenzialità che l'amministrazione, che la politica può dare ai giovani e anche quindi alla società.